E adesso ancora un ospite, abbiamo con noi Raffaele Padrone, UGL Polizia, e intanto vi chiederei di mandare in onda le immagini perché sono ancora nella memoria di tutti quanto è successo lo scorso fine mese di ottobre, quando a Roma c'è stato uno scontro tra i manifestanti che appunto manifestavano per il diritto all'abitare e le forze dell'ordine che vedete schierate sul posto per cercare di bloccare appunto queste persone che si volevano avvicinare verso Montecitorio. Alla fine sono state 6 le persone ferite trasportate in ospedale dal 118 di Roma, di questi erano 4 i carabinieri, mentre altre 10 forze dell'ordine sono state medicate sul posto dagli uomini del 118. Allora rientriamo in studio con noi Raffaele Padrone appunto per parlare di quanto è successo e le forze dell'ordine in prima linea per tutelare l'ordine, poi però purtroppo capita che siano anche i primi a prenderla. Ben ritrovati. Tanti anni fa, 79 mi pare, c'era passato un film, Nulla di nuovo sul fronte, no? Un film famosissimo di guerra. Purtroppo queste immagini di guerra e di guerriglia ancora una volta dimostrano come la polizia, pur avendo in mano caschi e manganelli, insomma, non riesca e non possa intervenire per far fronte a questi personaggi, che non sono coloro che vanno lì e dimostrano pacificamente. Queste immagini lo dimostrano, ci sono alcuni di questi che vengono inseriti apposta per creare questi disordini. Sono sempre i soliti facinorosi che le questure sanno chi sono. Purtroppo noi abbiamo dato delle disposizioni, quantomeno vengono date delle disposizioni, però sa benissimo che riuscire a infiltrarsi in queste linee non è poi così difficile, soprattutto in una città come Roma, cioè questo può essere a Pordenone, ma una città come Roma che ha in quel caso manifestanti, migliaia, centinaia di migliaia di dimostranti, e comincia a essere un attimino difficile, si vedono dalle immagini. Il problema non è questo, il problema è che vede che il collega, se passano le immagini, il collega all'interno del furgone non può uscire e dare risposta a questi disgraziati, a cui noi abbiamo ricevuto ordini ben precisi dopo il G8. Gli ordini sono di non poter reagire, di non reagire. Questo è il problema, non è il problema la polizia le prende o la polizia non fa nulla, gli ordini sono questi. Allora io dico che siccome c'è la democrazia e in democrazia si può manifestare, quello che diciamo noi, che i poliziotti e gli uomini delle forze dell'ordine sono stufi da essere carne di macello e mi devono dire questi dimostranti cosa c'entra la democrazia col fatto di attaccare i poliziotti. Questo è il vero problema. Grazie quindi a Raffaele Padrone, e allora adesso chiudiamo qui la prima parte del telegiornale, andiamo a vedere